È cambiato il mondo, è cambiato il mondo. È cambiato il mondo molto rapidamente. Forse 20 anni fa non avremmo mai pensato di ritrovarci con due rivoluzioni. Io le ho chiamate rivoluzioni, possiamo chiamarle evoluzioni, ma insomma due cambiamenti epocali come quelli che abbiamo vissuto. Lei ha diciamo, preparato un lavoro, lei ovviamente insomma, è esperto proprio di questo, di come evolve il mondo del lavoro, di come evolve il mondo dell'industria, dell'impresa. Lei ha preparato una ricerca, uno scenario che sostanzialmente ci pone di fronte a quello che è avvenuto, a quello che accadrà e a quello che dovremmo tutti noi fare, ma chiaramente in questo luogo principalmente cosa dovrebbero fare gli artigiani, gli imprenditori, il mondo delle imprese, per cogliere le opportunità che queste rivoluzioni ci mettono di fronte. Vuole spiegarci che cosa andiamo ad affrontare, che cosa andremo ad affrontare? Allora, intanto ringrazio moltissimo per questa opportunità di poter condividere alcuni dei pensieri che diciamo nella comunità accademica sviluppiamo su questi temi. Spero insomma di poter dare una prospettiva che possa essere utile a immaginare come costruire poi il percorso che oggi siete andati a riniziare, nel senso che è una lunga storia che però, come posso dire, ha un suo momento di nuova, come posso dire, spinta. Allora, giustamente si diceva, partiamo un po' da quello che è successo. E quello che è successo riguarda le due rivoluzioni che sono state citate prima, la rivoluzione digitale e la pandemia. Quello che vorrei fare è partire da qui per cominciare a parlare poi di investimenti e arrivare al tema della sostenibilità. Quindi diciamo sono tre le idee che vorrei cercare di passare. Una riguarda appunto la situazione, una riguarda quali investimenti possiamo immaginare, dovremmo immaginare, e poi come questo si collega al tema della sostenibilità. Allora, per quanto riguarda la situazione, ciò che è accaduto è che la pandemia ha avuto due effetti fondamentali. Il primo riguarda la digitalizzazione, perché in un percorso di cambiamento che già era avviato si è avuto un'accelerazione come mai si era visto prima. E di conseguenza tutti gli equilibri relativi a come la produzione viene portata avanti, quali sono le tecnologie fondamentali per cercare di restare sui mercati, per restare competitivi, quali sono le opportunità che ci apre la tecnologia, ecco, tutto questo è cambiato in maniera repentina e in maniera anche abbastanza emergenziale, cioè senza una programmazione, senza una strategia particolare, nella maggior parte dei casi ovviamente. Questo implica la necessità di resettare il nostro modo di concepire il digitale. Prima era un percorso verso cui pensavamo di tendere passo passo, piano piano. Oggi c'è una situazione molto, ancora in divenire in realtà, e molto più caotica, verso la quale dobbiamo però guardare perché questa è un'occasione fondamentale. L'altra occasione fondamentale, sempre generata dalla pandemia, quindi dal caos in cui siamo stati gettati, è quella relativa invece alle filiere, in particolare le filiere globali, quelle che si chiamano catene del valore globali, perché di nuovo la pandemia ha rimescolato le carte sul tavolo e ha fatto sì che si aprissero molti spazi da questo punto di vista, rispetto proprio alle catene del valore globali, creando l'opportunità di riposizionarsi in, come dire, segmenti delle catene a più alto valore aggiunto, quindi sfuggendo, diciamo, alla dinamica che si aggancia alla contrazione dei costi, che è una dinamica difficilissima da tenere, e, come dire, so di parlare a persone che queste cose le vivono tutti i giorni, quindi, come dire, ben più immersi di me in questa dimensione, e invece cercare di spostarsi verso segmenti appunto della catena che ci permettono di fare leva su ciò che noi intendo come territorio, voi possiamo fare per produrre valore, perché è chiaro che le ricchezze che abbiamo qui sono di fronte a tutti quanti, la qualità, la capacità di cogliere i desiderata del consumatore, la capacità di customizzare quello che proponiamo, quindi abbiamo tutta una serie di asset, come si dice,
che dobbiamo cercare di valorizzare all'interno di queste catene globali, spostandoci laddove possiamo produrre il maggior valore con questi asset. Oggi, dicevo, è possibile perché queste catene si stanno riconfigurando ed è questa riconfigurazione che ci apre gli spazi per poter trovare un nuovo posto. Ora il punto però qual è? Che queste due grandi rivoluzioni, diciamo, che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, hanno la necessità di alcuni investimenti specifici, perché in entrambi i casi, sia che si parli di digitale, sia che si parli di riconfigurazione, riposizionamento nelle catene globali del valore, è chiaro che una delle cose fondamentali per poter muovere questi cambiamenti, fare questi passaggi, è imparare i linguaggi che sottendono a questi universi che ho citato, ovviamente linguaggi in senso ampio. Quindi dobbiamo capire come gestire il digitale, cos'è il digitale, e questo si fa in particolare con la conoscenza che potremmo chiamare codificata, con la conoscenza scientifica. Bisogna immaginare un investimento in questo tipo di apprendimento, necessariamente, perché altrimenti non si riesce ad agganciare questo tipo di rivoluzione. L'altro linguaggio da imparare è il linguaggio, ovviamente, delle catene globali del valore, che non è solamente un linguaggio inteso come la lingua che parlano i nostri interlocutori in queste filiere globali, ma è ovviamente il linguaggio inteso come il modo di pensare, il modo di funzionare, capire chi ho di fronte e come ragiona. Questi due investimenti sono due investimenti fondamentali, che però è necessario immaginare di fare, non necessariamente, anzi, sarebbe difficile immaginare di fare da soli. Ed è per questo che è importante, quindi il primo punto, è importante immaginare di aprire questo cambiamento alla rete di soggetti che riusciamo a mobilitare. Non possiamo fare questi investimenti da soli, dobbiamo farli insieme agli altri. E quindi corpi intermedi, il pubblico, tutto questo universo ha una grande occasione per cercare di costruire queste reti, supportare queste reti che sono l'unica modalità attraverso cui questo investimento più grande che dobbiamo fare in questo apprendimento è possibile. E questo, diciamo, è il primo punto. Ci sono poi anche punti, come posso dire, più concreti, perché agganciarsi a queste catene globali del valore vuol dire anche gestire una logistica più complessa. E allora lì ci sono, da un lato, gli investimenti nelle infrastrutture territoriali, come dire, e dall'altro anche gli investimenti in azienda per potersi agganciare a queste infrastrutture, per poter rispondere velocemente. Quindi anche qui un'occasione per immaginare gli investimenti giusti da fare, investimenti in conoscenza e investimenti in logistica. Questi due universi sostanzialmente ci richiamano due parole chiave, perché quello che vi raccontavo è una storia collettiva fondamentalmente. È una storia collettiva che parte dal territorio, parte dagli asset, come dicevo all'inizio, che abbiamo qui, parte dalla capacità di seguire il consumatore, di offrire la qualità, di essere artigiani nel senso vero del termine. Quindi fondamentalmente dobbiamo riuscire a prendere questo asset e portarlo nel digitale, portarlo nelle catene globali del valore. Per farlo, come dicevo, ci serve il territorio, ci serve la rete, perché da soli non possiamo, da soli intendo come singola azienda, voglio dire, da soli non possiamo, dobbiamo farlo all'interno di queste reti. Quindi il primo, diciamo così, stimolo, anzi il primo stimolo riguarda appunto digitalizzazione e riposizionamento nelle filiere globali, il secondo stimolo riguarda la rete e il territorio. Sono i due strumenti chiave per riuscire ad agganciare questo cambiamento che dicevo prima. E qui arriviamo all'ultimo punto che volevo fare, spero di essere in tempo, l'ultimo punto che volevo fare che riguarda la sostenibilità. Perché una storia di territorio e una storia di rete, su che cosa si basa dal punto di vista proprio concettuale? Sul concetto di interdipendenza. Se noi siamo in una rete, non siamo, diciamo, succubi di chi comanda la rete, perché se no non sarebbe una rete, sarebbe una gerarchia. Se siamo in una rete siamo inter pares, come si dice, ma essere inter pares vuol dire farsi carico di come sono, qual è il punto di vista degli altri. Quindi quando siamo in una rete, ciò che emerge chiaro è l'interdipendenza che abbiamo
con gli altri membri della rete e viceversa, ovviamente, anche loro hanno un'interdipendenza con noi. Questa connessione deve essere riconosciuta, deve essere gestita. Questo vale per le reti, come posso dire, esplicite, quando noi progettiamo una rete, ci affiliamo ad una rete, ma anche implicita, perché connessioni di rete e interdipendenze oggi, nel mondo connesso digitalmente e globalmente, magari ci sfuggono, perché se succede qualche cosa dall'altra parte del mondo, prima, 50 anni fa, l'effetto di quella cosa, magari piccola, non di portata globale, poteva anche non arrivare da noi o arrivare dopo molto tempo, arrivare molto diluito. Oggi quasi qualsiasi cosa accade dall'altra parte del mondo ha un riverbero in qualche modo in quello che facciamo qui. E allora questo va riconosciuto, va visto, va gestito. Le interdipendenze oggi sono più importanti di prima e siccome le reti sono il modo attraverso cui dobbiamo uscire dalla situazione in cui siamo per agganciarci alle filiere globali, è chiaro che queste indipendenze non sono solo una cosa che noi subiamo, ma anche un asset che ci dobbiamo giocare. E allora, ultimo passaggio, se territorio e reti vogliono dire interdipendenze, perché ovviamente anche il territorio ha questa struttura, è chiaro, no? Siamo tutti interdipendenti nello stesso territorio, se le interdipendenze sono la natura di queste strutture che un po' subiamo e un po' dobbiamo utilizzare, è chiaro che vuol dire riconoscere il fatto che gli altri, gli stakeholder, le persone che hanno a che fare con la nostra azienda, hanno un ruolo più importante di prima, più importante di anni fa, strategicamente importante, non solo perché pensiamo che sia giusto, ma anche perché pensiamo che sia utile, anche dal punto di vista economico, occuparsi di queste interdipendenze, perché se ci sfuggono è come guidare una macchina senza avere i comandi e solo il volante, senza sapere a che velocità andiamo, senza sapere come sta messo l'olio. Perché? Perché ci sono elementi cruciali per come sta andando la nostra azienda che noi semplicemente neghiamo, non guardiamo. Sono le interdipendenze che non osserviamo, invece se ce ne occupiamo, ci occupiamo di come stanno i nostri lavoratori, come stanno le comunità attorno a noi, come stanno anche i nostri concorrenti, inteso come il settore, come stanno le altre imprese artigiane. Se ci occupiamo di questo e cerchiamo di muoverci insieme a loro, stiamo governando le interdipendenze. E ovviamente l'interdipendenza più grande di tutte, che si lega anche al territorio, è quella dell'ambiente. Se noi ci occupiamo di questo, ci occupiamo di questa parte del cruscotto che prima potevamo anche evitare, ma oggi dobbiamo necessariamente guardare. E quindi, e qui concludo, tutto questo con una parola come lo possiamo esprimere? Col tema di sostenibilità. La sostenibilità oggi è guardare alle interdipendenze con il resto del mondo con un occhio diverso, dando più importanza a tutto questo, sia perché è giusto e anche perché è il modo più saggio di condurre un'impresa. Con questo ho concluso. Grazie mille. Grazie. Grazie professore, davvero spunti interessanti, in particolare mi piace evidenziare le potenzialità del ruolo delle strutture associative e organizzative, perché detto in soldoni, mi perdoni perché io non sono un professore, ma il concetto è che l'uomo solo al comando, che vive nella sua nicchia e nella sua aziendina, non può esistere più. Devi essere interconnesso, la prima interconnessione è tra i tuoi pari, cioè tra quelli che la pensano e vivono il tuo stesso mondo. Quindi il ruolo a questo punto delle associazioni mi pare che diventi in questa chiave, in questo momento fondamentale. Grazie. L'assessore Marcato, che ha ovviamente molti impegni e credo che fra un po' dovrà lasciarci, ha voluto assolutamente ascoltare prima la relazione, diciamo, il rapporto del professore, perché appunto è fondamentale avere il quadro di scenario che ci troviamo ad affrontare. Assessore, il pubblico, tra virgolette, o meglio l'amministrazione, la regione, che cosa ha fatto e che cosa potrà fare e che cosa intende fare per assecondare questo scenario, quindi per sostenere le attività produttive verso questo scenario? Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie ovviamente per l'invito e permettetemi di fare un ringraziamento speciale al Presidente Conte, con cui abbiamo lavorato in tutti questi anni e abbiamo lavorato davvero molto bene, e faccio un grosso in bocca al lupo perché
arriva in un momento delicatissimo, strategico per l'economia del nostro Veneto, al neo presidente De Coll, a cui davvero faccio un augurio di buon lavoro. Ma adesso, riallacciandomi a quanto diceva il professore, sui due punti che lui ha toccato, cioè reti e digitalizzazione, mi permetto di fare alcune considerazioni. Allora, sul tema della digitalizzazione è vero che la pandemia ha reso evidente la necessità di conoscenza anche, no? Di padronanza di questo tema. È altrettanto vero che la digitalizzazione viaggia però sulla banda ultralarga, cioè su infrastrutture dedicate esattamente a questo tema. E qui permettetemi, sapete che insomma, se volete un moderato non mi chiamate, io vado via dritto come sono abituato a fare. Sul tema della banda ultralarga in Veneto noi abbiamo dal 2016 400 milioni di euro messi là, fermi, per cablare, per portare la banda ultralarga in tutto il Veneto, nelle aree cosiddette bianche, cioè a fallimento di impresa. È stato fatto un accordo governo-regioni nel 2016, era il Presidente del Consiglio allora era Matteo Renzi. Abbiamo fatto questo accordo con il governo e tutte le regioni d'Italia proprio per portare la banda ultralarga in tutte le aree bianche. Il governo attraverso fondi europei destinati a questo ha messo 320 milioni di euro, 80 milioni di euro li ha messi la Regione Veneto. Il Ministero ci chiama e ci sollecita a fare in fretta accordi con i comuni per poter passare in fretta con la banda ultralarga attraverso le infrastrutture esistenti. Io incontro in tutte le 7 delle province, incontro tutti i comuni del Veneto, chiedendo loro appunto di firmare in fretta questo accordo. I comuni si precipitano a firmare perché intanto risponde a una necessità in più, gratis, e quindi insomma non ci sono controindicazioni. Facciamo tutti i nostri compitini per casa, il piano, l'appalto prevede che si faccia tutto questo entro dicembre del 2020, siamo a dicembre del 2020, non si vedono cantieri, siamo nel 2021, pochi cantieri. La comunicazione che ci fa Open Fiber, che è l'azienda che ha vinto l'appalto nazionale, è che per quanto riguarda l'Italia i lavori termineranno probabilmente nel 2022, per quanto riguarda il Veneto 2023, l'ultima comunicazione 2024. E questo è un dramma perché mai come durante la pandemia ci siamo resi conto di cosa significhi la digitalizzazione, perché abbiamo avuto due elementi che ci hanno costretto a fare i conti con questo tema. La DAD, cioè ragazzi che studiavano a distanza, e se tu non hai il collegamento tu rimani frizzato per un quarto d'ora sul tuo computer, e il telelavoro, di fatto, il lavoro fatto a casa. Tutti e due queste situazioni devono avere per forza di cose la banda ultralarga. E invece di accelerare noi non abbiamo visto nulla. Abbiamo scritto, abbiamo diffidato il Ministero, zero, e in buona sostanza pressati, Open Fiber, abbiamo chiesto di fronte a un'assemblea di sindaci quale fosse il motivo di questo ritardo incomprensibile e inaccettabile, e con molto candore Open Fiber, alla presenza anche di esponenti del Ministero, ha detto che non hanno le maestranze. Cioè questi prima che ha vinto un appalto miliardario e ore dopo si è accorto che non aveva le maestranze. Ecco, qua parlo ad artigiani, che se ti dice un artigiano, va ragazzi, hai bisogno di fare a casa, questo dice, madonna, non preoccuparti, faccio me, dopo a casa non parti, cioè non ho nessuno che la fa. Ecco, questo è, tanto per farvi capire con chi abbiamo a che fare, cioè, ed è uno scandalo enorme, e non riusciamo a uscire da sta roba qua. I soldi ci sono, e Open Fiber, tra l'altro, ironia della sorte, uno dice, ma di chi sarà questa azienda, no? 50% Enel, partecipata da Cassa Depositi e Prestiti, e 50% Cassa Depositi e Prestiti, lo Stato. Giusto per essere cattivo, quindi scusa, giustissimo il discorso suo, però noi siamo in queste condizioni. Perdone Assessore, ma la politica non riesce
a prendere per le orecchie questi signori? Abbiamo scritto ai ministri, abbiamo scritto ai sottosegretari, Voi, abbiamo scritto ministri, ai tutti i presidenti, abbiamo portato in giunta la diffida, adesso abbiamo riscritto al ministro Giorgetti. Sono da Roma, questi sono gli strumenti che abbiamo. Ma è una grave dichiarazione di impotenza però questa. Sì, ma io la dichiaro da mo', non è che abbiamo scoperto oggi che c'è una distanza netta. No, oggi l'hanno scoperta tutti perché le partite in televisione non si possono, sui telefoni non si possono vedere. Uno dei motivi è questo, perché non c'è la linea. Uno dei motivi è questo. Allora, anche qua, l'importanza di avere un collegamento netto con i corpi intermedi e con associazioni come la vostra, per questo io mi auguro che ci vedremo presto per parlare anche di questo, perché se noi facciamo sistema abbiamo una potenza di fuoco nettamente superiore, perché se scrive l'assessore dice ma questo si incassa quel mondo, se invece condividiamo certe partite è chiaro che diventi molto più ascoltabile. Sul tema invece, quindi condivido, però c'è questa precondizione necessaria che dobbiamo assolutamente risolvere. Sul tema delle reti, credo che il professore lo sappia benissimo, noi abbiamo inventato, tra virgolette, questo nuovo modello economico che sono le reti innovative regionali, e cioè partendo dall'assunto secondo il quale le nostre aziende sono piccole quando non piccolissime e quindi a volte hanno difficoltà a fare innovazione e ricerca, strumenti questi necessari per essere competitivi non solo qui ma nel mondo. E quindi l'innovazione e la ricerca diventano delle necessità vitali per lo sviluppo. Partendo da questo assunto abbiamo detto ma come possiamo fare noi per dare una mano a queste aziende, agli artigiani, per fare innovazione e ricerca? Bene, abbiamo detto mettiamo in rete le imprese, mettiamo come partner scientifici le 4 università venete che sono straordinarie e assieme alle associazioni di categoria creiamo questo movimento importante e positivo sulla innovazione e ricerca. Noi mettiamo le risorse e facciamo laboratori di ricerca tutti dedicati all'impresa. Funziona? Sta dando risultati? Funziona benissimo. Noi siamo partiti 4 anni fa, quando l'ho presentata all'Università di Padova il magnifico rettore l'ha definita una rivoluzione copernicana. Fino ad oggi la Regione Veneto ha investito in queste reti innovative regionali 54 milioni di euro cash. Le imprese hanno investito, e questo ti dà la misura del fatto che sta funzionando, le imprese loro, di tasca loro, hanno messo 32 milioni di euro, le università con i centri di ricerca ne hanno messi 8,5. Quindi tutte hanno partecipato in maniera davvero importante a questo nuovo modello di sviluppo economico, perché l'interconnessione imprenditoriale è necessaria in una regione dove ci sono 430.000 imprese attive, di queste 120.000 sono artigiane e delle 430.000 comunque il 95% è fatto da imprese che hanno meno di 10 dipendenti. È evidente che tu non hai una massa critica sufficiente per fare investimenti importanti in ricerca. E noi abbiamo fatto questo, sta funzionando benissimo, d'altronde abbiamo partner scientifici che sono straordinari. Con le associazioni di categoria c'è questo dialogo continuo, perché poi io ho un metodo, poi mi taccio, io ho un metodo sui grandi temi di investimento, di programmazione. Io mi faccio dire da loro che cosa vogliono, perché è inutile che mi inventa, che esca fuori con l'idea di mercato. Io li incontro, dico loro, io ho queste risorse, ho queste direttrici, come le decliniamo sul territorio? Che tipo di bandi facciamo? Ed è così che per esempio è nata la nuova legge sull'artigianato, era lì che giaceva da 30 anni, abbiamo fatto la nuova legge sull'artigianato fatta con gli artigiani, cioè io ho chiesto loro, io la voglio portare in Consiglio regionale, mi dite che legge volete? L'abbiamo costruita assieme, ci abbiamo messo una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, abbiamo inserito il tema importantissimo del maestro artigiano, della scuola artigiana, e ci sono poi, lì c'è l'innovazione e la ricerca imprescindibile, e c'è anche il tema del passaggio generazionale, cioè tutti i punti che interessano di fatto agli artigiani. E così stiamo facendo per la programmazione sui nuovi fondi europei. Quindi per me il dialogo con loro è essenziale, l'abbiamo fatto fino adesso con il Presidente Conte, non ho dubbi che lo faremo anche con il Presidente De Gaulle. Io sono assolutamente ottimista per 2 motivi, per quanto riguarda lo sviluppo della nostra regione.
Il primo perché, l'avete già visto, noi abbiamo avuto una reazione muscolare alla crisi, perché ad oggi il Veneto sta crescendo di 1,2% in più rispetto alla media nazionale, ed è tantissimo se pensate che stiamo parlando di 6% complessivo. E tutto questo è prodotto dalle piccole e micro imprese venete, sia il tema di occupazione che quello del PIL. L'altro elemento è che in effetti questa crisi è stata velocissima, repentina, violenta, ma non ha intaccato i fondamentali. È come una molla che è stata compressa e adesso questa molla si sta rilasciando. Quindi abbiamo delle opportunità straordinarie. Io sono convinto che con questi imprenditori noi avremo un periodo davvero straordinario davanti. E quindi vi faccio davvero un grande e grosso in bocca al lupo. Grazie. Grazie Assessore. Non so se ha ancora 2 minuti di attesa, perché volevo approfittare della sua presenza e intanto complimentarmi con il Presidente De Colli, a dargli un grande in bocca al lupo anch'io, chiedere proprio al Presidente De Colli rapidissimamente di iniziare questo dialogo che che l'assessore ha auspicato, chiedendogli qual è la prima cosa di cui avete bisogno. Cioè qual è la prima istanza che voi vorreste portare al tavolo della Regione per vedere di continuare, ovviamente, ma soprattutto di implementare questo dialogo, questa rete, come le ha auspicate il professore, per affrontare e cavalcare positivamente questa rivoluzione? Bella domanda. La prima, una sola. Se deve giocarsi un jolly. È particolarmente impegnativa nella risposta da dare. Beh, prima di tutto volevo scusarmi di essere arrivato in ritardo perché mi avevano chiamato a fare interviste. È colpa nostra, avevo già detto che ci siamo assunti la colpa noi giornalisti. Quindi sono arrivato qua di corsa e ho perso una parte dell'intervento del professor Rulani, che però sono riuscito a capire comunque nella parte fondamentale, penso. Ringrazio anch'io l'assessore Marcato, che avevo ringraziato quando l'avevo visto che era arrivato. Cosa chiedere? Io direi, senza entrare nello specifico, chiedo una condivisione sui progetti, cioè la possibilità di confrontarci sulla strada che è stata intrapresa col mio predecessore per sviluppare le tematiche delle piccole imprese e dell'artigianato. Che ci siano risorse nel bilancio regionale affinché i bandi che ci sono possano essere integrati, ce ne possano essere di nuovi, e che sia data possibilità alle imprese di adeguarsi per affrontare le sfide che devono affrontare nell'innovazione, nella ricerca delle nuove tecnologie, nella transizione ecologica e energetica. C'è la necessità di avere un supporto da parte del pubblico e della Regione in particolare. Mi auguro che quanto è stato fatto possa essere quindi proposto anche per il futuro, anzi migliorato, e da parte mia ci sarà ampia disponibilità a confrontarci insieme alla struttura della nostra CNA, che ha in mano i dati, che conosce tutte le situazioni. Io mi ritengo appena arrivato, quindi ho bisogno anch'io l'ho detto quando ho chiuso il mio intervento, ho bisogno anche di imparare, diciamo, perché conosco la situazione, ma l'accetto, mi sono messo in gioco con umiltà nel dire sono qui per avere la collaborazione di tutti per portare avanti le istanze delle nostre imprese. Quindi non faccio una richiesta specifica, voglio questo, voglio quello. I temi che ha trattato l'assessore sono di assoluta importanza. Ho cercato di metterlo anch'io nel mio intervento, l'importanza del territorio e delle reti. Mi fa piacere che sia stato un elemento importante dell'intervento del professore, perché ritengo che le nostre piccole imprese, che operano in un territorio ormai ampio, debbano confrontarsi con questo, e quindi anche l'infrastruttura tecnologica, la logistica, la rete è di assoluta importanza per poter lavorare. Grazie. Accettato. Firmato, accettato. Grazie Presidente, grazie Assessore. Ovviamente è libero non appena l'impegno la reclamerà. Presidente Vaccarino, io l'altro giorno ho letto, come tutti, l'incontro che il Presidente del Consiglio Draghi ha avuto nel corso dell'Assemblea Nazionale di Confindustria, e tutti noi giornalisti abbiamo sostanzialmente titolato Draghi propone un patto e Confindustria lo sottoscrive.
Io mi sono letto gli articoli, ho ascoltato le televisioni, devo essere sincero, non ho partecipato, quindi non ero presente, devo essere sincero che di tutto questo bello scenario mi è sfuggita una cosa, e cioè che cosa c'è in quel patto? Che cosa c'è dentro quel patto? Che cosa significa fare un patto? Intanto voi ci siete in questo patto? Ci può illuminare in tal senso, se lo sa, se ha una risposta, perché c'è anche questo dubbio. Grazie. Tanto grazie di aver ampliato un po' le argomentazioni, altrimenti io avrei preferito fosse qua il mio vicepresidente Guerino Gastaldi, perché sulle questioni ovviamente, ottimo vicepresidente, sulle questioni più del Veneto era più preparato di me. Abbiamo cambiato un po' scenario, però cerchiamo di... Ma le reti, come sì, ha spiegato il ecco, professore, cerchiamo un po' Veneto, di l'Italia, ecco. il mondo... Sì, no, ma infatti volevo provare a ricollegarmi, poi arrivo, perché mi serve per la risposta, Certo. ammesso che sia quella giusta. Perché... No, ma non diamo voti. Quando il professore cita le rivoluzioni che ci saranno nelle filiere globali, cita un fatto che è di un'importanza spaventosa. Faccio solo un esempio. Il post-pandemia sta creando questa drammaticità dell'aumento delle materie prime, e questo avviene perché è avvenuto una modificazione dell'economia mondiale che era assolutamente inaspettata. La Cina in particolar modo sceglie di non più puntare su un forte export e quindi continuare a produrre per vendere altrove, ma fa un cambiamento di rotta e dice puntiamo di più sui consumi interni. A questo punto, essendo grande produttrice avendo materie prime, essendo grande produttrice e fornitrice di materiali, li utilizza in più per se stessa. E viene a mancare le materie prime in Italia. L'acciaio, per chi lavora l'acciaio, il settore delle costruzioni è stato citato prima negli interventi. Ecco come il fenomeno che lei giustamente diceva un tempo, 50 anni fa, una cosa che succedeva là ci metteva del tempo a arrivare, oggi un cambiamento interessante, inaspettato, sulla quale probabilmente non io che non ho le capacità, ma altri potrebbero approfondire di più di me, di come i paesi asiatici abbiano fatto questa trasformazione all'indomani di una pandemia. Sarebbe da analizzare anche per capire in prospettiva che cosa può andare, ma non vado oltre su questo. Ecco, una rivoluzione di questo metodo, di questa portata, è indubbio che cambia gli scenari mondiali dell'economia. E all'interno degli scenari mondiali dell'economia come si colloca il nostro mondo e come si colloca l'Italia. Questi sono, credo, i flash sui quali bisognerebbe. All'interno di questo ci sta un tentativo di risposta alla domanda che mi è stata posta, sulla quale devo però fare una premessa. Io ero presente all'Assemblea di Confindustria, la prima uscita all'interno di un sistema associativo da parte del Presidente Draghi. Noi ci auguriamo che non sia l'unica, perché ovviamente si è inaugurato questo cambiamento anche di opinione, nel senso che prima noi conosciamo il professor Draghi, il Presidente, è uno molto restio a farsi vedere, a parlare. Ci auguriamo, quindi ci auguriamo che venga anche da noi ovviamente il 10 di dicembre. In realtà questa è stata una provocazione, e la chiamo così, da parte del Presidente di Confindustria, che si rivolge direttamente ai sindacati e dice facciamo un patto tra di noi e poi il governo realizza quello che noi vogliamo. Bene, noi non ci stiamo a un ragionamento del genere. Perché il patto, il tavolo e il patto bisogna che
che comprenda anche una grande fetta del sistema economico italiano, che ricordo a tutti quanti, in primis al Presidente di Confindustria, che oltre il 50% dei dipendenti e degli occupati in Italia sta all'interno di queste piccole imprese. Allora, se questo è vero, il patto ci deve vedere prima protagonisti insieme agli altri. Noi non siamo per escludere, ci mancherebbe, ma ci deve vedere. Cosa c'è dentro? C'è la trasformazione dell'economia, adesso detta in termini alti, di cui parlavamo prima, la trasformazione dell'economia italiana approfittando anche delle risorse straordinarie che arrivano dall'Europa. Risorse, anche per fare una battuta, prima diversi hanno detto se arrivano, eccetera. Attenzione, arrivano se facciamo le cose, non è che arrivano, non è una pioggia che la previsione 3B ha detto oggi pomeriggio arrivano giù i 209, se sono 209 o 190 non si capisce ancora bene, ma non è miliardi. Noi avremmo degli obiettivi da raggiungere che sono obiettivi e dal punto di vista delle riforme, come è già stato l'intervento che ho fatto inizialmente stamattina, e dal punto di vista della capacità di investimenti su infrastrutture, sui temi digitali, eccetera, eccetera, che adesso non riprendo, e man mano che gli obiettivi saranno realizzati, saranno pagati, insomma, prestati, diciamo, perché poi ricordiamo sempre che sono debiti, ecco, questi. Sì, perché questi hanno un andamento un po' diverso dal debito. Sì. Il debito è quello che abbiamo accumulato prima e quello che abbiamo accumulato durante la pandemia. Però sono sempre soldi che dobbiamo restituire, all'80%. Alcuni sì, alcuni no, ecco. Però comunque sono debiti, che tra l'altro, e chiudo, perché è un impegno che noi dobbiamo prendere, mi rivolgo in primis alla mia generazione nei confronti delle nuove generazioni, altrimenti sto enorme debito pubblico sarà scaricato sui giovani e sarà il dramma dell'economia italiana. Quindi per questo abbiamo un'enorme opportunità in questo periodo, ma un'enorme carica di responsabilità a non sbagliare i passi. Quindi in quel patto bisogna metterci tutte le cose, comprese quelle che sono le istanze, soprattutto le richieste, ma soprattutto gli indirizzi che un sistema di piccole imprese, e qui mi permetto una battuta dove nel Veneto è ulteriormente più grande che da altre parti, laddove quel sistema lì possa agganciare quella ripresa con quelle trasformazioni enormi che deve fare. Grazie. Presidente De Col, gli artigiani hanno la capacità e le competenze per adeguarsi a questo mondo che cambia, per sfruttare questa occasione. Cioè, non parlo dal punto di vista individuale, perché questo è il grande tema che il professore ha evidenziato e sottolineato. Cioè, dal punto di vista individuale, gli artigiani di questo territorio raramente hanno qualcosa da imparare da qualcun altro. Parlo dal punto di vista collettivo, cioè di rete di sistema. Dal punto di vista organizzativo anche, dal punto di vista associativo, cioè sono in grado, hanno le capacità, sono pronti come dal punto di vista di massa a raccogliere questa sfida? L'ho detto nel mio intervento prima, molto breve, con la terza parola d'ordine, evoluzione. Cioè, sono convinto che le potenzialità ci sono, ma c'è necessità di crescere da parte di tutto il sistema che ci coinvolge. Probabilmente non siamo in questo momento pronti per affrontare compiutamente queste grosse innovazioni che si stanno presentando. Abbiamo necessità quindi che sia le imprese, ma soprattutto le associazioni che affiancano le imprese, abbiano al loro interno una crescita, un'evoluzione. Cioè, dobbiamo passare dal fatto che le associazioni fanno i servizi di adempimento, quelli obbligatori, diciamo, dove siamo molto bravi sicuramente, e dobbiamo imparare, già lo stiamo facendo, dobbiamo crescere ancora di più nel fare quelle cose che servono per agganciare questo tipo di innovazione che c'è. Le potenzialità ci sono,
secondo me, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista anche organizzativo. C'è però necessità di implementarle, far sì che queste possano effettivamente produrre un risultato. C'è da lavorarci, è richiesto quindi probabilmente anche un rinnovamento all'interno delle nostre strutture, perché chi è abituato a fare un certo lavoro in un certo modo, in un certo tempo, non ha facilità nel cambiamento. Sappiamo che in generale il cambiamento è un passaggio molto difficile, soprattutto quando avanza l'età. C'è chi è in grado di farlo, ma mediamente non è così semplice. Dovremmo quindi anche noi come associazioni, ed uno degli obiettivi che ho posto come parola d'ordine, come dicevo prima, uno degli obiettivi che dovremmo affrontare, sul quale dovremmo impegnarci molto, perché io dico sempre, se si perde il treno, se non si monta su, si vede passare e si rimane sulla banchina. Quindi c'è necessità da parte nostra di rafforzare questo tipo di capacità, che secondo me ci sono, ma devono essere valorizzate. È importante comunque che ci sia la consapevolezza, questo è già il primo scalino e l'avete già salito. Di questo sono certissimo. E io da questo punto di vista però, così diciamo, liberiamo anche l'assessore Marcato con una battuta. Io ho qualche dubbio non sul vostro mondo, ma quando leggo che dal 15 ottobre la pubblica amministrazione ritornerà in presenza, perché finalmente basta con lo smart working e quindi tutti i burocrati, in senso positivo del termine, alla loro scrivania. E leggo tutto questo e che non viene accompagnato da una riflessione su quelle che sono state le opportunità che lo smart working, per esempio, ci ha dato. Ho il timore, e mi confronto con l'assessore, ho il timore che tutto quello che è accaduto finisca semplicemente in nulla, per cui nel momento in cui non sento dire che da adesso in poi la pubblica amministrazione produrrà il doppio di quello che ha prodotto prima, ma semplicemente che tornerà al lavoro, ho l'impressione che nella pubblica amministrazione andare al lavoro sia un moto a luogo, cioè il fine è andare al posto di lavoro, non lavorare. Mi può smentire da questo punto di vista? È cambiato qualcosa? Cambierà qualcosa nel mondo del pubblico? No, assolutamente no, per due motivi. Il primo, perché noi siamo abituati a ragionare sempre su emergenza ed emotività. Noi prendiamo sempre le scelte su emergenza ed emotività. Quando passa l'emergenza cala l'emotività e noi ritorniamo al nostro vecchio alveo. Il secondo elemento è che per quanto riguarda la pubblica amministrazione, se noi probabilmente qualcosa ci ha insegnato e qualcosa abbiamo anche assimilato, ma se noi non abbiamo il coraggio di fare quelle riforme strutturali che consentirebbero al nostro Paese di essere a livello di altri Paesi europei o mondiali e quindi di abbattere la muffa, le incrostazioni che ci sono nelle nostre burocrazie, poco serve fare un po' di lavoro di smart working in più o in meno. Cioè qui bisogna cambiare radicalmente il sistema burocratico del nostro Paese. Ci hanno provato tutti, non c'è riuscito nessuno. Abbiamo messo lì fior di tecnici che hanno fatto spending review a destra e a sinistra con costi anche importanti, presentando dei tomi assolutamente interessanti, ma non è cambiato nulla. Che cosa serve per cambiare questo? Non lo so. Io da federalista convinto sono sempre dell'idea che l'autonomia potrebbe essere una risposta anche da questo punto di vista, quindi un cambio radicale dell'apparato della pubblica amministrazione del nostro Paese. C'è molta resistenza e quindi da questo punto di vista insomma, spero in tempi migliori. Ecco. Grazie, la consideriamo libero e giustificato per i prossimi impegni. Grazie Assessore. Grazie a voi. Presidente Vaccarino, lei crede all'obiettivo del 6% di crescita del PIL? Prima, non so, forse lo vedete anche voi negli schermi, credo che siano apparse in video
dei numeri che dicono che il Veneto, le previsioni del Veneto per il 2021 è 5,8 contro il 5,1 a livello nazionale. Però anche il Premier Draghi ha detto che questo numero del 5,1 verrà arrotondato da qui a fine anno al 6%, cioè stiamo correndo parecchio, insomma, a ritmi, non dico cinesi, ma quasi. Lei ci crede? Ci credo perché si è visto in più settori come l'Italia sia partita con passo più veloce anche rispetto ad altre nazioni. Da questo punto di vista, insomma, ogni tanto carichiamoci un po' di orgoglio, nel senso che dovremmo anche saperci valorizzare meglio a livello nazionale, a livello regionale, perché questo è potuto accadere. Ci sono, diciamo, alcune motivazioni che hanno caratterizzato alcune scelte fatte precedentemente anche in Italia che ha permesso questo. Se io penso, qui ci sono diversi imprenditori nel settore delle costruzioni e dell'installazione, l'introduzione di un super bonus, che non è solo questo, perché poi c'è il 90% delle facciate, c'è il 65% per le ristrutturazioni, e quindi questa cosa ha valorizzato, ha consentito ad un settore che per anni e anni è stato in crisi di essere ai blocchi di partenza immediatamente dopo la pandemia. Quindi alcune cose costruite prima ci danno oggi uno slancio maggiore. Alcune capacità tipicamente italiane sono che un popolo notoriamente più creativo e più capace ad adattarsi alle situazioni, e le imprese ne sono il fondamento di questo, ha permesso per esempio di fare una crescita dell'export che è maggiore di altri stati. Oggi abbiamo dei risultati che sono superiori al 2019 di crescita, quindi è un balzo notevole, segno anche dell'attenzione con cui il mondo guarda anche ai prodotti italiani, quindi da valorizzare e da sostenere. Quindi noi abbiamo alcuni, diciamo, indicatori che ci dicono che il 2021 avrà questi risultati. Prima mi pare addirittura che il Veneto, Zaia abbia detto che era un punto superiore, sì, probabilmente, quasi un punto superiore. Attenzione, dobbiamo valorizzare al massimo, ma eravamo caduti del 9, quindi voglio dire, dobbiamo ancora recuperare. Va bene, sì, virgola, ecco. E quella virgola è importantissima, perché è fondamentale che la crescita diventi strutturale. Certo. Se ciò non avviene è un rimbalzo, e i rimbalzi sono, l'assessore faceva l'esempio della molla, ma poi la molla quando ha finito di estendersi non spinge più. Ecco, quindi è un rimbalzo. Noi dobbiamo trasformare il giusto rimbalzo che abbiamo saputo cogliere meglio di altri post-Covid, col post lo mettiamo ancora tra virgolette, perché siamo ancora, ecco, ci siamo ancora. Abbiamo ancora il mascherino. Ecco, anche qui lanciamo gli appelli alla vaccinazione, più ne facciamo e più diventa post senza le virgolette. Quindi per diventare strutturale è fondamentale che non nel futuro, ma nel futuro prossimo, cioè domani, dopodomani, il prossimo mese, ciò che abbiamo detto che è necessario fare comincia a realizzarsi. E qui ci sono le due grandi traiettorie. Da un lato, gli appalti pubblici devono essere velocizzati, qualcosa è stato fatto, perché io non sono mai dell'avviso di dire sempre che va tutto male, non cambia mai nulla, eccetera. Non è così, perché se fosse così probabilmente non saremmo qua all'aperto. No, qualcosa è stato fatto, modificazioni in atto ce ne sono, bisogna fare di più, ma questa è un'espressione ormai logorroica che diciamo tutti quanti. Per quanto riguarda gli aspetti, gli interventi su temi quali digitalizzazione, innovazione tecnologica, le risorse devono essere
indirizzate bene e velocizzate. Io ho sentito con tristezza e imbarazzo quell'esposizione per cui 4 anni che non si riesce a fare la banda larga nonostante ci siano le risorse e sia stato appaltato il lavoro. Questi intoppi sono letali. Sono letali se succedesse così. Oggi sono stati aperti più cantieri dal punto di vista delle opere pubbliche, anche nei mesi stessi del Covid. Mi auguro che l'accelerazione nel lavoro pratico avvenga non con quei tempi lì, però voglio dire, in alcuni versi chi doveva decidere l'ha fatto, ecco, mettiamolo anche così, diamoci anche un po' di cose. Quindi abbiamo dall'altro il terreno delle riforme, che è altrettanto importante ed è condizio anche questa sine qua non per quelle risorse di prima, perché se non facciamo la riforma fiscale, se non facciamo la riforma della burocrazia, della giustizia, quei 200 miliardi circa magari non arrivano tutti qua e sono fondamentali allo stesso tempo. Poi avrei altre cose da aggiungere, ma non voglio farla lunga. Solo un sì o no, e lei crede che si riusciranno a fare le riforme di qui sopra, cioè cambiare il ritmo di questo Paese? Sì o no? Sì o no, devo dire sì, perché se dicessimo di no vorremmo dire che ci separiamo da soli. Quindi dobbiamo dire sì. Ci sono le condizioni migliori? In questo momento direi di sì, perché le riforme sono estremamente difficili da fare e soprattutto sono complesse quando c'è un clima estremamente violento nel Paese tra maggioranza, opposizione, ognuno, eccetera, eccetera. Oggi abbiamo un governo che pur tra 1000 contraddizioni è comunque un governo quasi di unità nazionale, quasi, chiamiamolo così. Abbiamo un premier che ha comunque una grande visione internazionale che ci dà quindi la forza e anche l'autorevolezza talvolta per dire adesso basta, si fa come abbiamo detto, punto. E l'ha già dimostrato di poterlo dire in alcune fasi, non ultimo quella del Green Pass. Ecco. Professore, rapidamente la richiamo in causa un attimo, perché prima nella discussione è emerso, credo il Presidente l'abbia fatto riferimento al discorso, che la Cina ha cambiato indirizzo e questo ha fatto l'effetto battito d'ali di farfalla, no? Certo, sì, ma si è capito molto bene. E questo significa anche, per esempio, che le aziende italiane che avevano sull'onda dell'internazionalizzazione avevano poi portato pezzi di filiera in giro per il mondo, devono, non possono, devono obbligatoriamente riportare qui quei pezzi di filiera, riportarli più vicino, riportare sul nostro territorio, insomma le filiere devono essere più strette. È così? Ma dunque, sì. Allora, il punto è un po' questo, che questa riorganizzazione delle filiere globali fa il paio con il riconoscimento di quelli che sono i vantaggi competitivi delle singole zone, che sono vantaggi competitivi che sono in divenire in maniera anche più veloce di quello che ci aspettavamo prima. E di conseguenza noi dobbiamo un po' riconoscere quali sono i vantaggi che ha per esempio restare qui sul territorio. E allora restare qui sul territorio ha un grande vantaggio legato per esempio alla qualità del lavoro artigiano, ma necessariamente si deve collegare a tutta una serie di altri asset che stanno in queste catene globali del valore, l'accesso ai mercati per dirne una, ma anche tutta una serie di altre capacità magari tecnologiche che è più difficile trovare sul territorio. Allora il tema qui non è tanto immaginare dove è giusto stare in termini generali, ma è capire quali sono i vantaggi competitivi che ci dà ogni singolo punto di questa catena in cui noi cerchiamo di inserirci. E allora in questo senso ci sono delle cose che è necessario immaginare, come posso dire, di fare qui, e altre cose che invece è necessario immaginare di fare in una rete lunga, che vada a pescare chi sa fare la cosa che a noi serve lontano da qui, ma che è necessaria. Questo mi permette, mi posso agganciare, rubo veramente 30 secondi, per dare un'altra suggestione che si collega un po' a quello che volevo dire prima, ma è velocissima e riguarda l'idea che le interdipendenze che citavo prima, le reti, spesso vengono vissute come un vincolo.
no? Quindi dobbiamo cercare di accorciare, restare sul territorio, eccetera, perché così abbiamo più controllo. La verità è che quello che ci permettono di fare le reti, le connessioni, le interdipendenze è affrontare un rischio maggiore, perché lo possiamo condividere e i rischi maggiori sono collegati a progetti più grandi. E allora se vogliamo pensare più in grande, diciamo come progetto, non serve diventare una grande impresa, voglio dire, ma serve diventare un grande gruppo, una grande rete, serve diventare grandi nel modo di pensare, gestendo però nella relazione con gli altri la propria, come posso dire, capacità produttiva, tutti insieme, non come singolo. Non come singolo. Presidente De Col, stiamo andando verso la conclusione di questo incontro, ci sarebbero molti temi da affrontare, quindi adesso cerchiamo di essere proprio rapidi anche nelle risposte. Mi è venuto in mente a proposito di sostenibilità, in questo caso economica, approfitto anche dell'assenza dell'assessore Marcato, perché conoscendolo in questo caso avrebbe caricato come un toro. Il reddito di cittadinanza è giusto, serve, va abolito o va cambiato? E già che ci siamo, allora, sempre approfittando dell'assenza di Marcato, quota 100, serve o no? In questo caso sono costretto ad esprimere un parere personale. Certo. Cioè, non come associazione, diciamo, no? Perché non mi sento ancora portatore di un'opinione effettiva su questo argomento. Ma siamo qui anche per conoscerla. Certo, quindi... certo. Allora, partiamo dal reddito di cittadinanza. Fin da quando è stato presentato, dal punto di vista personale, l'ho sempre considerata un'operazione sulla quale avevo tante perplessità. Cioè, ritengo che un aiuto a chi ha bisogno sia comunque un passaggio importante. Qualche provvedimento già c'era, diciamo. Però per come è stato gestito, per i risultati che ha dato, per il sostanziale non inserimento di nuove figure nel mondo del lavoro e sul fatto che in certi ambiti sia stato più comodo percepire il reddito di cittadinanza piuttosto che fare la stagione estiva o lavorare anche con lavori un po' precari, però lavori comunque ufficiali, visto da questo punto di vista dico che è stato un salto nel vuoto sul quale non sono d'accordo. È un provvedimento che probabilmente non dovrà essere eliminato, dovrà essere comunque sicuramente riformato, rivisto profondamente nei suoi contenuti sostanziali e di questo sono certo perché tutte poi le irregolarità che sono emerse, è vero che fan stampa quando esce il fatto che il mafioso di turno ha percepito il reddito di cittadinanza, ma stanno a significare comunque che il provvedimento così come era stato costruito assieme a sti benedetti navigator che non ho mai capito cosa siano e dove siano e cosa facciano, sia un provvedimento sul quale io personalmente non mi sono mai sentito molto molto d'accordo. Questa è la prima parte. Per quanto riguarda quota 100, quando è stata proposta quota 100 c'era stato detto che ad ogni pensionamento dovevano subentrare 2 o 3 figure nuove sia nel privato che nella pubblica amministrazione. Per i dati che ho in mano io, cioè quelli che conosco, mi pare che questo non si sia verificato. Allora ritengo che una revisione anche di quel provvedimento sia sicuramente necessario. È ben vero che ci sono lavori usuranti, lavori che dopo un certo numero di anni di frequenza abbiano la necessità di riconoscere il giusto pensionamento. Però con il tipo di vita che facciamo adesso, con l'evoluzione anche della salute delle persone, ritengo che in certi ambiti non sia stata la soluzione migliore. Insomma. Quindi anche lì è una situazione che deve essere, a mio modo di vedere, rivista. So che scade comunque quest'anno, quindi vedremo cosa proporrà il governo, cosa uscirà. Ci saranno mediazioni a non finire tra chi lo sostiene e chi vorrà eliminarlo e cambiarlo. Come al solito verrà trovata una via di mezzo, un qualche cosa che progressivamente andrà a modificare la situazione pensionistica. Probabilmente il passaggio che c'è stato con la Fornero è stato un passaggio brutale che ha creato tanti problemi, però anche questo al contrario ne ha creati di altri, quindi una giusta mediazione forse è la soluzione migliore.
L'importante è che non venga affrontato con ovviamente i pregiudizi ideologici, no? E questo è il vero problema per fare le riforme. Sì, ma il problema che si verifica sempre in Italia, cioè l'ideologia viene sempre messa al di sopra dei fatti concreti e dell'analisi della sostanza. No? Presidente Vaccarino, l'ultima domanda, e si ricollega a quello che abbiamo detto, e poi concludiamo rapidamente. Le assunzioni. Io continuo a leggere, da un lato, l'inutilità sostanzialmente del reddito di cittadinanza perché non si trovano posti di lavoro. Poi leggo dall'altro che ci sono intere categorie produttive che lamentano l'assenza di personale, che non trovano personale. Qual è la realtà? Cos'è, una via di mezzo o sono vere tutte e due? Allora, il neopresidente Moreno è molto umile, dice che, ma la risposta l'ha data corretta, è quel che pensiamo a livello nazionale. Il reddito di cittadinanza, ancorché il 70% circa di chi lo riceve avrebbe bisogno comunque di un reddito, perché o è una fragilità o c'è una situazione, ha caratterizzato un 30% circa che ha portato alla drammaticità di quelle situazioni che venivano indicate prima, della preferenza a stare a casa. Le assunzioni. Noi abbiamo uno studio della CNA recente che indica che adesso non vi cito tutti i numeri delle percentuali, ma abbiamo una grossa percentuale di aziende che sono nelle condizioni di prevedere un'assunzione o più assunzioni sia nel 2021 che nel 2022. Alla domanda che profili assumere, la risposta è: io avrei bisogno di un profilo ma non lo trovo. Alla terza domanda, ma come fai a ricercare i futuri collaboratori, la risposta è: la migliore che ho utilizzato finora continua a essere il passaparola. Ovvero sia, tutti gli strumenti che abbiamo messo in campo in questo periodo per far confrontare domanda e offerta non hanno funzionato per niente. Navigator sono una storia a sé, che è inutile, tra l'altro rischiano lo stesso posto, la disoccupazione. Quindi sono una storia a sé, ma sostanzialmente le agenzie non hanno funzionato. Qui si aprono due grandissimi problemi. Quale può essere lo strumento che riesce a collegare un po' di più domanda e offerta? Qualcuno teorizza di più la privatizzazione, perché la privatizzazione regola il fatto che se io ho il mio stipendio che è legato al fatto di quanti ne faccio assumere, è probabile che trovi. Però non è la strada neanche quella. L'altro grande filone è che l'assenza di alcune professionalità sono assenze che non si trovano, che non esistono. Cioè, quando noi scopriamo che ci mancano, scusate l'espressione, i camionisti, io li chiamo ancora così, anche se è un termine un po'... manca, e quelli non li trovi. E quindi partono le nostre imprese a cercarli in Romania. A proposito dei camionisti, solo un aspetto. Se un giovane adesso volesse entrare in quella carriera di camionista, fare il camionista, cosa deve spendere per fare la patente? 4-5 mi pare, no? Quindi partiamo da lì. È già un aspetto questo fondamentale, diciamo, che blocca sul nascere una volontà possibile. Certo. Assolutamente, no, hai aggiunto assolutamente vero. Addirittura ci sono delle imprese che si propongono di farti prendere la patente se veramente lo vuoi fare, te lo pago io, purché mi garantisci che rimani un po' di anni, perché se poi dopo 6 mesi te ne vai, ecco. Quindi alcune figure non ci sono. Allora, la grande trasformazione che avremo nei prossimi anni sta, da un lato, nel trasformarci anche noi, imprese, perché ad un certo punto, se tu non hai più la manodopera di cui ti serviva, devi utilizzare la tecnologia per virare leggermente, perché altrimenti non ce la fai.
non parlo di alcuni mestieri tradizionali dell'artigianato, perché è chiaro chi fa ceramica, chi fa i vasi, vabbè, già non li fa più con il tornio a pedale come un tempo, qualcuno comincia a farli con le stampanti 3D, non sono granché piacevoli da vedere rispetto a quelli che sono stati fatti a mano. Allora lì serve la competenza manuale, ma ci sono dei mestieri nostri laddove la trasformazione è in atto. Ritorno sul terreno dell'edilizia soltanto perché non è il mio, così non si pensa che... Ecco, le case si costruiscono ormai più montando i pezzi che non tirando sui muri come si faceva fino a pochi anni fa. I nuovi materiali c'è. Quindi alcuni nostri mestieri dovranno virare utilizzando la tecnologia e quindi recuperare, chiamiamola quella manodopera che attualmente non c'è più attraverso una fase diversa delle lavorazioni. Altri non lo potranno fare, ma qui sta, e chiudo, ma lo dico proprio perché mi piace dirlo ad una platea di lavoratori, perché sostanzialmente l'artigiano e le artigiane che sono qua sono grandi lavoratori che probabilmente oggi pomeriggio dopo l'assemblea vanno a riaprire la propria bottega. E beh, questo ha un ruolo anche nostro, che è un ruolo formativo, e quindi nei processi formativi che dovremo fare diversamente, recuperare le capacità che ci sono all'interno delle nostre imprese è importantissimo, diventa fondamentale. C'è ancora un aspetto che andrebbe toccato, che è quello un po' culturale. Arrivo da un'assemblea recente dall'altra parte del nord e il presidente degli albergatori, dei ristoratori, mi dice: Daniele, io sono sconvolto, mi hanno chiamato all'alberghiero per fare una lezione e la prima domanda che ho fatto è stato: bene, tutti questi ragazzi che sono qui, voi lo sapete che un lavoro del genere significa lavorare di sabato e di domenica, di sera, a Natale, a Pasqua di sera, e magari far festa il lunedì o il martedì. E scopro che 3 o 4 mi alzano la mano e mi dicono: io quello non lo voglio fare. Allora qui c'è un problema che, ripeto, è culturale, che probabilmente coinvolge nuovamente una generazione tale per cui fai degli studi che poi magari poco si agganciano a quel che vorrai fare nella vita. Certo. E quindi c'è un riallineamento da fare. Da questo punto di vista gli elementi drammatici pandemici però aprono tanti interrogativi e probabilmente aprono anche delle prospettive diverse in ognuno dei pensieri nostri, certo. Ecco, dei propri pensieri nostri. La fase in cui era opportuno che il proprio figlio andasse in un ente pubblico a fare solo più 6 ore al giorno, forse verrà messa in discussione. Certo. Grazie al Presidente Vaccarino, grazie al Presidente De Col, con un grande in bocca al lupo, grazie al Professor Rullani. Matteo Ribon, se vuole arrivare alle conclusioni. Grazie anche a Dario Gervasutti e a tutti voi. Grazie. Siccome siamo onorati di avere la presenza anche di 2 autorevoli esponenti della nostra Camera dei Deputati, io inviterei sul palco qui per un saluto l'onorevole Andreuzza. Qui lascio la parola. Grazie. Allora, diamo la parola alle donne perché avete 2 onorevoli deputate, facciamo anche un cambio e rappresentiamo tutti. No. Allora, io innanzitutto ringrazio per il lavoro svolto il Presidente Conte, sicuramente faccio il mio augurio al neoeletto Presidente Del Col. Posso dire agli associati che possono essere contenti di come la loro categoria si interfaccia, e parlo per conto della nostra Commissione, insomma penso che condivida anche la collega Moretto, perché soprattutto in questo periodo difficilissimo io per mio conto posso dire che siete sempre stati proprio sul pezzo e puntuali nel segnalare qualsiasi esigenza potesse andare incontro a voi e agli imprenditori. Purtroppo lo sappiamo, insomma, il governo, la parte pubblica, questa macchina che dovrebbe creare le condizioni, il più delle volte crea problemi. Cioè io da lì posso vedere che l'imprenditore per natura è un imprenditore a visione, ha bisogno di risolvere subito le cose, ha bisogno di pensare oltre, non ha tempo da perdere.
Però purtroppo si arriva nel momento in cui si legifera e c'è da dire che non riusciamo a semplificare le cose, rendiamo sempre tutto più complicato e viene proprio dagli imprenditori a volte la soluzione di semplificare le cose. Per cui io veramente li ringrazio per il lavoro che è stato fatto, perché la pandemia è stato uno shock mondiale, cioè proprio ha bloccato completamente tutti, però i nostri imprenditori, soprattutto i piccoli, sono stati il motore, perché nonostante questo si sono riusciti ad adeguare, da soli si sono anche reinventati, hanno messo in gioco tutto ciò che avevano, se erano fortunati con quel po' che lo Stato è riuscito a dare, ma se non sono stati fortunati sicuramente, parlo per il Veneto, non è stata una regione che è venuta a piangere, ma si è rimboccata le maniche e si è data da fare. Per cui penso che anche quello scatto che vediamo anche nei numeri è perché il nostro Veneto non si è realmente fermato, se non altro con la testa l'imprenditore è rimasto attivo. Abbiamo un'occasione importantissima, che ovviamente è quella del PNRR, però è già stato detto e non voglio ripeterlo, le condizioni che ci sono condizioni che esigono da parte di tutti noi, politica, impresa, a tutti i livelli, di metterci davvero progettualità, di metterci testa, intelligenza, visione, perché queste risorse arrivano se noi riusciamo a fare le giuste proposte. E queste risorse renderanno a noi se indoviniamo anche le strategie giuste, perché non ci possiamo permettere di spendere male questi soldi. Per cui noi abbiamo anche tutti noi una responsabilità da portare avanti. Si tira una linea a livello mondiale, europeo. Chi fa impresa deve essere competitivo, è stato detto, la qualità è sicuramente un fattore importante, la formazione ancora di più, perché se l'imprenditore per natura cambia, si rinnova, sappiamo che chi lavora ha bisogno di essere motivato a fare un processo di cambiamento, se no non rende, per cui il lavoro da fare è importante. Io sono molto fiduciosa perché l'Italia nel mondo ha sempre saputo distinguersi per le sue eccellenze, per cui penso che adesso ci vuole ottimismo e soprattutto una strettissima collaborazione. Per cui da parte mia, insomma, la massima disponibilità nel dialogare, c'è stato in questo periodo veramente un ottimo confronto e penso che assieme, insomma, con l'associazione che porta davvero la voce, questo lo voglio dire perché a volte capita che uno dice ma associazioni che magari non fanno anche bene il loro lavoro, perché sono... spesso si dice, però io posso veramente essere garante nel dire che qui c'è stato un lavoro fatto insieme e testimonianza è fatto che insomma anche alcuni emendamenti che siamo riusciti come parlamentari a portare per migliorare quelli che sono i decreti del governo sono avvenuti proprio grazie alle segnalazioni di chi vi rappresenta. Grazie e buon lavoro. Ringrazio l'onorevole Andreuzza. E sempre per restare in campo della Commissione Attività Produttive, invito l'onorevole Sara Moretto per il suo saluto e ringrazio anche per la sua presenza. Buongiorno a tutti, oggi qui da voi sono ospite, ma come chi mi conosce sa che mi sento anche un po' a casa. E quindi è davvero con piacere che ringrazio il Presidente Conte per il compito difficile che ha avuto in questi mesi, perché comunque condurre un'associazione di fronte a tante e tali problematicità non è stato facile, e faccio i miei più sinceri auguri al Presidente De Col, che avrà un compito simile ma diverso, nel senso che, come si diceva prima, c'è un effetto rimbalzo, ma c'è invece da costruire anche un qualcosa di strutturale che guidi le imprese artigiane venete nell'essere più competitive e più forti in questo futuro che sarà sicuramente diverso. Anch'io, ha ragione la collega Andreuzza, ringrazio CNA per il supporto e la collaborazione che ha sempre dato a tutti i livelli in questi anni ormai di lavoro in Parlamento, e credo anche che le parole del professor Rulani sulla
sulla necessità di fare rete, di stare insieme, di non affrontare da soli il futuro, si sposi benissimo in un'assemblea che nel rieleggere i propri organismi detta anche un po' le linee del proprio futuro. L'associazionismo tra le imprese è fondamentale, è lo strumento per parlare con la politica, condividere il futuro e le decisioni, ma anche e soprattutto mettere insieme, far parlare tra loro imprese che possono essere competitor, concorrenti o parte della filiera, ma che hanno bisogno di parlarsi per poter andare avanti. Quindi io credo che da qui si possa disegnare insieme un futuro diverso. Gli spunti sarebbero tanti, a me piace citarne due che sono forse a me un po' più cari, e che in questa fase così delicata, dove ci sono dei fondi da prendere, dei progetti da mettere in campo, c'è anche un cambio di approccio che va fatto e che forse è mancato finora nel nostro Paese. Da un lato quello di incominciare a misurare le scelte che si fanno sulla realtà delle imprese che abbiamo in Italia. Lo dicevano in diversi prima, più del 90%, 95% ha meno di 10 dipendenti, quindi il tessuto produttivo italiano è fatto da micro imprese. È inutile quindi continuare a fare degli incentivi che sono invece basati su dimensioni diverse. Noi dovremmo incominciare a mettere, questa è una proposta che ho sempre fatto, dentro al Ministero dello Sviluppo Economico un ufficio che si occupi di vedere come le misure impattano sulle piccole imprese. La stessa riforma fiscale, dobbiamo fare in modo che, se dobbiamo semplificare il fisco, questo prima di tutto sia più adatto alle imprese che sono quelle più piccole, che sono però anche la ricchezza del nostro Paese. Quindi si parla tanto di Mister PMI in Europa, facciamoci un Mister Micro Imprese in Italia, che forse cambierebbero le cose. E l'altra questione alla quale sono molto legata è quella del passaggio generazionale. Nelle imprese artigiane sta il cuore del talento italiano e spesso purtroppo ci ritroviamo con il rischio che questo talento vada perso, perché insomma ci sono imprenditori che altro che quota 100, stanno lì perché bisogna condurre l'azienda fino a che ce ne sono le forze. Agevolare il passaggio generazionale dentro la famiglia, come spesso accade nelle nostre imprese, o fuori, è una delle questioni sulle quali dobbiamo impegnarci e investire davvero delle idee nuove. Quindi credo che si apra una nuova sfida, una fase nella quale la pubblica amministrazione deve essere sicuramente diversa, ognuno ha la sua ricetta. Io credo che sia molto semplice, quella di applicare anche nel pubblico alcuni criteri privati, in primo nelle assunzioni, su come si assume, su quali competenze si deve avere per lavorare negli uffici pubblici, e la seconda è di come si fa carriera, perché se incominciamo a premiare davvero le competenze e i talenti, forse cambia qualcosa anche dentro la pubblica amministrazione, di cui avremo tanto bisogno per l'utilizzo dei fondi europei. Quindi io credo che di sfide ne abbiamo tante, come diceva la collega, nella Commissione Attività Produttive in noi troverete sicuramente sempre un interlocutore, e vi auguro una buona assemblea, ma soprattutto una buona ripresa che ci auguriamo di fare insieme, insomma, tra istituzioni e imprese venete. Grazie. In realtà sono le ore 13 esatte. Abbiamo terminato i lavori. Io vi ringrazio per la pazienza, per la disponibilità e anche per il coinvolgimento, perché i numerosi interventi che ci sono stati testimoniano una vicinanza alla nostra associazione e al lavoro che insieme dobbiamo portare avanti, ognuno con il proprio compito e ognuno col proprio ruolo. Io ringrazio anche tutti i colleghi che si sono adoperati per la parte organizzativa di questa assemblea. E ovviamente vi rinnovo i miei ringraziamenti a Dario Gervasutti, a Francesco Rullani, al Presidente Vaccarino e al Presidente De Col, assieme a Andreuzza Giorgia e Moretto Sara per i loro interventi. Adesso c'è un buffet qui che vi aspetta, e poi tutti coloro che hanno dato la disponibilità e vogliono trattenersi sono invitati a pranzo per il proseguo del rapporto relazionale, che è importante, anche per questo l'abbiamo fatto in presenza. Buona giornata a tutti e buon lavoro per i prossimi anni. Grazie. Grazie.